Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Ancora conta dei danni in tutte le province del Veneto, ad esclusione di quella di Belluno, per l'ondata di maltempo che ha nuovamente colpito il nostro territorio l'altro ieri, con allagamenti in molte città e in molti paesi. Si stanno contando i danni, come vi dicevo. Anche Treviso non è riuscita a sottrarsi alla furia del tempo. Vediamo cosa è successo soprattutto nei quartieri periferici. Il mio vicino ci ha bussato a mezzanotte meno 20 dicendoci che i garage stavano andando sotto. Abbiamo appena fatto in tempo a togliere qualche macchina, ma non tutte, perché 5 sono rimaste sotto e l'acqua arrivava dalla strada perché la fogna non assorbiva e a quel punto veniva giù per la rampa tutta, per cui abbiamo avuto un'ora e mezza di un effetto imbuto gigantesco. 63 mm di pioggia in circa 2 ore, a fronte di una media di 75 in un mese. Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta in alcune zone della città, colpendo in modi particolari i quartieri di San Zeno, San Lazzaro e Sant'Antonino, oltre alla parte iniziale di via Ghirada. I danni più ingenti in via del Mozzato, dove un garage si è allagato in pochissimi minuti e solo alcuni residenti sono riusciti a portare via in tempo le auto parcheggiate all'interno. 5 sono rimaste sotto l'acqua, che in pochissimi minuti ha raggiunto oltre i 2,20 metri di altezza. Protezione civile e vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata con un intervento durato oltre 5 ore. L'acqua è salita fino a 2,20 metri, grosso modo. Garage, cantine, quadro tecnico, non abbiamo ovviamente elettricità e questa mattina sono arrivati i vigili del fuoco e adesso stanno rimuovendo l'acqua. Risiede nel palazzo anche l'artista Laura Marcon, che ha perso tutti i suoi quadri. Dentro il mio garage ci sono 45 anni della mia pittura e questo mi fa stare di un male incredibile. Vuol dire che doveva andare così e ricominceremo. Per ora il cavalletto e i miei pennelli mi fanno ribrezzo. Ci penserò. Non è andata meglio ad alcuni residenti di via Ghirada, dove il problema pareva risolto col bacino di laminazione di San Lazzaro, che evidentemente non ha funzionato. In questa villetta il fango ha penetrato ogni stanza e l'acqua è arrivata fino a 30 centimetri. Un'acqua fangosa arrivata direttamente dalla scuola Don Milani, inaugurata qualche giorno fa. Non abbiamo mai avuto tutto questo fango. La scuola qui a fianco è appena stata ristrutturata, inaugurata l'altro giorno, però evidentemente parte del giardino è rimasto solo con il fango, quindi i lavori non sono finiti e sono scivolati nel nostro giardino. Erano anni che non succedevano queste cose. È proprio la buca della via Ghirada questa. Bisognerebbe comunque iniziare dalla fonte, cioè pulire le canalette, i tombini, gli alvei dei fiumi. Cioè bisogna cercare di queste cose, bisogna curarle. Se non si cura di pulire, la natura fa il suo corso. Finché si cementifica tutto, avremo queste cose qua. Sotto 20 centimetri d'acqua anche la pasticceria Ida di Viale Cairoli, dove i titolari hanno spalato acqua tutta la notte per poter riaprire in mattinata l'esercizio. È stata una notte lunghissima per i volontari della Protezione Civile, che hanno lavorato incessantemente per sistemare tutte le criticità e mettere in sicurezza persone e cose. Sicuramente abbiamo avuto le criticità sui sottopassi, sui garage e sui scantinati. E anche una casa di riposo che ha avuto qualche piccolo problema qua a Treviso, ma abbiamo prontamente rimesso a posto la situazione. Alle 13 avremo qui il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera. Ieri è intervenuto sul maltempo il sindaco Mario Conte, che ha parlato di un evento eccezionale. È caduta in 2 ore la pioggia che solitamente cade in un mese. Qui è caduta talmente tanta acqua che il sistema di raccolta delle acque piovane non è riuscito a starci dietro. Però mi immagino anche cosa sarebbe stata la Ghirada senza il vaso di laminazione che ha raccolto 80 centimetri di acqua. Un evento eccezionale, in 2 ore sono caduti 60 mm di pioggia, quasi quanta ne scende in un mese. Il sindaco di Treviso fa il punto sulla difficile nottata vissuta dalla città, con strade allagate, case, garage interrati, finiti sott'acqua, e se non ci fosse stato il bacino di San Lazzaro, ribadisce il primo cittadino, per il quartiere della Ghirada, pur allagato, sarebbe stata una catastrofe. Capisco che siano arrabbiati. Ricordo che da quando abbiamo fatto i lavori abbiamo superato delle ondate di maltempo molto importanti e non si è più manifestato
alcun tipo di problema. È segno evidente che ieri qualcosa di straordinario è avvenuto. I cittadini puntano il dito sulla scarsa manutenzione di fossi e tombini. Ovviamente bisogna intensificare le manutenzioni dei canali dei fossati, questo è alla base di ogni ragionamento, così come bisogna pulire le caditoie. Però per esempio uno dei fenomeni che ha messo in difficoltà la città ieri sera è stato proprio anche il periodo autunnale, quindi con la presenza e la caduta delle foglie dovute alla pioggia che c'era stata qualche ora prima, poi ha fatto sì che quelle foglie trasportate all'acqua si accumulassero tutte in corrispondenza delle caditoie, creando di fatto dei tappi che poi sono stati liberati dalla protezione civile e dai vigili del fuoco. Però è altrettanto vero che quando tu devi intervenire su 80-90 mila caditoie il tempo necessario è parecchio. Il gruppo consiliare PD si interroga su quanto si sarebbe potuto evitare e chiede che nel Consiglio Comunale di lunedì prossimo l'assessore Zampese relazioni in maniera dettagliata sullo stato delle manutenzioni sul territorio comunale e all'assessore Manera lo stato sulle azioni di contrasto al consumo e impermeabilizzazione del suolo. Intanto è in corso la conta dei danni ed il Comune è in contatto con la Regione per gli eventuali risarcimenti. Quel che è certo è che il mutamento climatico rende necessario alzare l'attenzione sul dissesto idrogeologico con interventi strutturali. Dobbiamo cominciare ad immaginare, così come è stato fatto il vaso di laminazione di San Lazzaro, anche degli altri interventi, coinvolgendo anche i privati nel momento in cui vanno a realizzare degli interventi di edilizia privata per mettere in sicurezza da un punto di vista idrogeologico il nostro territorio. Pronto. Andiamo avanti con il maltempo. Ci sono stati allagamenti a Preganziole e a Casier, dove le piogge sono state davvero torrenziali. Danni alle abitazioni e grossi disagi alla viabilità. Danni, tutto da buttare via. Un disastro, guarda. Un disastro. Via Micheletto a San Trovaso, Rino Gritti, storico fondatore dell'omonimo panificio di Via Montello a Treviso, racconta di non ricordare una violenza dell'acqua tale. Taverna allagata e lo stesso il garage, così anche dai vicini. Siamo a poche centinaia di metri dal sottopasso di Via Franchetti, accanto alla stazione ferroviaria, completamente allagato e poi riaperto in tarda mattinata dopo la pulizia del manto stradale dal fango. Più complesso lo svuotamento del sottopasso di Via Baratta Nuova, chiuso nella notte con buona pace degli automobilisti costretti a tornarsene indietro. Immagini impressionanti sul posto, aziende specializzate contattate dal comune. Quando capitano le bombe d'acqua poi presumo che hanno tolto anche la corrente, per problemi tecnici si sono fermate le pompe e logicamente si è riempito il sottopasso. I primi dati che siamo riusciti a raccogliere da ARPA ci parlano di 70 mm circa in meno di un'ora. Ha prodotto delle situazioni di sofferenza che non abbiamo mai visto nel nostro territorio. Immediata l'attivazione del centro operativo comunale e la mobilitazione della protezione civile. Ci sono stati vari interventi in alcune località del territorio, sia su Frescada che in zona Borgo Verde che a San Trovaso, con la prontezza appunto delle squadre che si sono subito messe all'opera. Frescada, via Quintino Basso, cumuli di rifiuti, quelli sparsi dalla violenza dell'acqua. Bidoni dappertutto, rovesciati e sì, noi un po' di acqua in taverna da mia suocera, sì. Piani interrati, garage, tutto sott'acqua. In strada era tutto allagato e la strada era un torrente in piena e mi sono spaventato, sono corso giù al piano di sotto e ho visto che l'acqua qui aveva allagato tutto il garage ed è entrata dalla finestra della taverna, per cui mi ha allagato anche tutto il piano di sotto e ho avuto 1,5 metri d'acqua in casa. Poco più avanti la protezione civile di Preganziola alle prese con l'allagamento dell'interrato di un condominio. Stiamo pian piano tirando fuori tutta l'acqua che c'era. Il livello si vede benissimo sul muro che vede là. Ecco, questo era quanto? Stanotte a mezzanotte circa, in strada avevamo circa una quarantina di centimetri di acqua sulla strada, significa qua completamente sotto. Strada di confine con Dosson, via Basso. L'acqua è arrivata anche nella sala consiliare del comune di Casier. Abbiamo avuto anche qui un'infiltrazione d'acqua dall'esterno, dove che essendo in parte seminterrata ha fatto quei 3 mm di acqua su tutto il pavimento che adesso stiamo prosciugando, e oltretutto questa mattina ho dovuto anche sospendere per questo giorno e la materna, abbiamo dovuto lasciarli a casa proprio perché anche lì ci sono state delle infiltrazioni. Via Basse, ma anche via Zermanesa. È stradipato qua il fosso, questo, il fossato questo. Disastro.
È la prima volta che capita, signora? No, succedeva molti anni fa, ma non in questa mole, in questa dimensione. Adesso vede, stiamo tentando di recuperare. Sì, ma c'è un lavoraccio là da fare. Qui il problema è tutto il fosso, cioè la mancanza di pulizia di questo fosso qua dura da 30 anni. E il tappo dopo va a crearsi là, prima della grata. E tu guarda, adesso c'è di tutto. Via Manzoni, via Giovanni XXIII, anche qui taverne e garage invasi dall'acqua. I danni sono importanti, a noi si è staccato completamente il pavimento in laminato che avevamo nell'area appunto della tavernetta palestra nel nostro caso, e in più tutte le cose che erano stivate, tra cui vestiti, materasso e quant'altro, sono da buttare completamente. Anche noi qui abbiamo una taverna, ma l'acqua c'è entrata dall'altro lato, quindi mobili, armadietti e quant'altro sono da buttare. Ecco, questo è il resoconto del maltempo nel Trevigiano. Vediamo titoli del Corriere del Veneto. I temporali si muovono lungo corsie preferenziali, ecco perché si abbattono sulle stesse zone, lo dice l'esperto vicentino Mario Rabito, che spiega i fenomeni in Pedemontana e in Riviera. Il temporale è un'entità meteorologica che predilige certi percorsi. E poi polizze anti-alluvione per 360.000 imprese, no degli industriali, si distorce il mercato. Andiamo avanti con la cronaca nera, ci colleghiamo in diretta con Mestre. Per un'altra spaccata, ladri hanno devastato un negozio per impossessarsi della cassa. In diretta Federico Fusetti con Sandro Ponchio. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Siamo venuti con Sandro Ponchio in centro a Mestre per l'ennesimo episodio di delinquenza che è avvenuto sempre in queste vie. Qui siamo tra via Carducci e via Felisati all'angolo, e questo negozio alle mie spalle è un negozio di money transfer gestito da alcuni fratelli bengalesi che si sono trovati il negozio devastato ieri mattina. Sono stati chiamati dalla polizia durante la notte, sono arrivati. Adesso uno dei fratelli era qui con noi per raccontarci quello che è accaduto, ma proprio in questo momento è arrivato sono arrivati i tecnici per la riparazione, quindi adesso vediamo se riusciamo a parlare con lui. Però pensate che già 20 giorni erano venuti i ladri ed erano riusciti a portare via qualche migliaio di euro. Stanotte di nuovo hanno sfondato la serranda, sono riusciti a entrare, hanno cercato di rompere la cassaforte, non ci sono riusciti, hanno preso 2-3 mila euro, però sono soldi, ci diceva uno dei titolari, macchiati dalla vernice, quindi saranno anche inutilizzabili, ma intanto i danni sono stati notevoli. Sono 3 fratelli, sono veramente disperati per quello che sta accadendo, anche perché, ripeto, 20 giorni fa è successa la stessa cosa. Insomma, adesso i tecnici, poi arriveranno anche gli addetti proprio del money transfer per verificare quanti soldi siano stati effettivamente rubati. Insomma, una zona veramente che è soggetta spesso a queste violenze, a questi atti di delinquenza. E va detto anche che, insomma, tanto per parlare di sicurezza, un episodio è accaduto anche all'ospedale di Venezia, dove un uomo è stato arrestato perché è arrivato al pronto soccorso, ha rifiutato le cure, era molto agitato, è stata chiamata la polizia, sono arrivati gli agenti, l'hanno a fatica fermato e perquisito, aveva anche mezzo etto di cocaina con sé, quindi un altro episodio che non andava bene. Chiediamo che un signore, com'è la situazione sicurezza qua secondo lei a Mestre? Adesso qui un'altra spaccata. È preoccupante, però di solito si parla solo di via Piave, ma mi pare che è un po' più diffusa e ci sarebbero tante cose da fare, ma sono molto complesse. Lei è residente qui in zona? Sì, abito qua. Disperato, rassegnato, un po' arrabbiato, qual è lo stato d'animo? No, assolutamente, bisogna capire che le cose non sono così semplici, dispiace invece gli ultimi accadimenti, perché la spaccata è disdicevole, ma insomma la morte di Gobbato è quella che ci ha colpito più di tutti, insomma. Io credo che bisogna ascoltare un po' le parole del sindaco, ma anche quelle dei centri sociali. Bisogna trovare un equilibrio fra
la necessità della sicurezza e anche però la solidarietà e la vicinanza che bisogna avere verso i più deboli. Grazie per queste parole di equilibrio, grazie, buongiorno. Ecco, era un passante, in realtà un residente che insomma la situazione la conosce. A proposito di Giacomo Gobbato, che ha nominato il signore poco fa, ricordiamo che oggi è in programma l'autopsia del giovane e sabato pomeriggio invece una manifestazione dei centri sociali che chiedono attenzione, sicurezza, insomma veramente una vicenda che ha scosso molto. Allora io direi, visto che non riusciamo a parlare col titolare che è rientrato con i tecnici, ma vi ho spiegato, insomma spero di avervi spiegato bene quello che è accaduto, io e Sandro Ponchio vi salutiamo lasciandovi a un servizio di Filippo Fois che riassume la situazione proprio sulla vicenda, sulla tragedia che ha visto come vittima il giovanissimo Giacomo Gobbato. A voi. La Procura di Venezia ha disposto l'autopsia sul corpo di Giacomo Gobbato, il 26enne accoltellato e ucciso venerdì notte in Corso del Popolo a Mestre mentre assieme ad un amico tentava di sventare una rapina. Eseguita l'autopsia arriverà il nulla osta ai funerali che la famiglia intende celebrare a Jesolo, loro paese d'origine. Intanto si è avvalso della facoltà di non rispondere il 38enne moldavo fermato poco dopo l'accoltellamento mentre cercava di derubare una turista. Il sindaco Luigi Brugnaro ha incontrato i 3 albanesi che hanno fermato il moldavo, dedicando anche un pensiero alle vittime dell'aggressione. Certamente le nostre porte sono aperte, l'abbraccio di padre davvero, ma anche al ragazzo che è stato accoltellato, davvero a lui e a tutti i suoi amici, davvero lo dico con emozione, ma veramente mi dispiace tanto, cioè una roba, una vita 26 anni persa così, cioè non ci sono parole davvero, questo al di là di tutte le facciate vogliamo dire. Dopo una prima manifestazione sul luogo dell'omicidio il pomeriggio seguente il dramma e la veglia di preghiera organizzata dalla parrocchia Sacro Cuore, sabato pomeriggio il centro sociale Rivolta di Marghera, di cui Gobbato era attivista, ha annunciato una manifestazione per le vie di Mestre. Sebastiano Bergamaschi, il 25enne intervenuto con Giacomo quella notte, si sta riprendendo dalle ferite subite. Ha detto che inseguirebbe quell'uomo altre 1000 volte perché per lui e Giacomo non era possibile girare la testa dall'altra parte. A Mestre c'è un contesto di degrado che si è tradotto in una guerra tra poveri, ha spiegato, un fenomeno sociale che non si risolve militarizzando la città. Se la proposta è pensare che questo tipo di delinquenti venga convinta da un assistente sociale, vi state sbagliando. Posso dirlo, sono libero di dire che siete liberi di dire che pensate così, però state sbagliando e la realtà vi sta dimostrando il contrario, perché noi li abbiamo gli assistenti su strada, ci sono, abbiamo messo telecamere dappertutto e continueremo a mettere, abbiamo aumentato il potere delle luci, l'abbiamo messo, abbiamo rafforzato i vigili urbani, abbiamo fatto centrali. Continuiamo a lavorare giorno e notte, tant'è che tutti ce lo riconoscono che la polizia locale c'è dappertutto. Io non sono quello che dice è colpa di questo, è colpa di quello, è colpa di tutti, è responsabilità di tutti noi, di tutti quanti. Ognuno avrà la sua, ognuno si faccia il suo esame di coscienza. Certamente così le cose devono cambiare. Ne parleremo stasera con gli ospiti a Focus, tra gli altri Laura Besio, Laura Faccini, poi avremo anche Beppe Montuori e poi anche Michele Agneri e Giulia Principalli. Adesso continuiamo purtroppo sulla violenza ormai diffusa in tutto il Veneto, purtroppo casi di risse, di aggressioni in tutte le province. Andiamo adesso a Schio dove c'è per noi Daniele Garbina. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te ai telespettatori, confermo proprio è una violenza che è esplosa ieri pomeriggio proprio qui, siamo in via Maroncelli nella prima periferia di Schio, proprio a 1 chilometro, poco più dal centro storico. È una zona insomma, che ha creato questa zuffa che c'è stata ieri pomeriggio tra 2 stranieri giovani 20 anni che sta creando allarme sociale in questa via generalmente molto tranquilla dove non sarebbero mai successi fatti del genere. Da quello che in questo momento abbiamo cercato anche di ricostruire, di recuperare, sembra proprio che sia stata una discussione tra 2 ragazzi di 20 anni, uno residente a Tiene, uno qui invece di Schio, e a un certo punto la discussione è degenerata e si è passata proprio alle vie di fatto, a delle botte, insomma dei pugni contundenti. Infatti invito il mio collega Simone Squarcina, ci sono ancora le tracce di sangue qui di fronte, perché poi il ragazzo che ha avuto la peggio, un ragazzo di 20 anni di Tiene, è finito poi al pronto soccorso ed è ricoverato in gravi condizioni
condizioni all'ospedale di Sant'Orso. Ecco, di fronte la scena si è svolta di fronte all'officina che vedete in questo momento, e non c'è il testimone oculare di quanto è successo, ma insomma è stato lui a lanciare l'allarme, intervenire e avvisare i carabinieri e il SUEM che sono arrivati. Ecco, è un fenomeno che inquieta. Noi abbiamo cercato anche il sindaco, l'abbiamo anche invitato a venire, non siamo riusciti a farlo venire sul posto. Ecco, diciamo che ci intende a far sapere che sembra che non ci siano, come dire, episodi di criminalità o comunque sottintenda a delle motivazioni insomma gravi. Sarebbe stata, almeno a parere del sindaco, semplicemente una discussione tra ragazzi, ovviamente arrivata agli eccessi. Al momento è tutto, noi continueremo, anche i carabinieri sono intervenuti a un po' approfondire la vicenda. Ecco, comunque resta un segnale inquietante. Ecco, con la facilità di una discussione poi si passa alle vie di fatto, e questo può portare a fenomeni veramente gravi e spiacevoli. Per il momento è tutto, direttore, restituisco la linea. Grazie molte a Daniele Garbin da Schio, e passiamo dalle vittime della violenza alle vittime degli incidenti stradali. Un 18enne in moto mentre stava andando a scuola è morto e oggi lo ricordano i suoi compagni. Andiamo in diretta da Chiara Gagliani. Direttore, buongiorno ai telespettatori. È un giorno di grande dolore questo per la città di Padova. Ti faccio vedere lo striscione che hanno proprio appena messo i compagni di classe della quinta E dell'Istituto Marconi davanti proprio al Marconi, dove si legge il loro saluto ad Alessandro. Buon viaggio Dema, sarai sempre con noi, firmato da tutti i ragazzi. Alessandro De Marchi, il 18enne di Mestrino, morto in moto davanti allo Scalcere nello scontro con un'altra moto, stava andando a scuola e morirà poche ore dopo in ospedale. Era davvero tanto amato dai compagni di classe. Qui abbiamo Alex, uno dei suoi compagni della quinta E, che ci ha raccontato come Alessandro era il loro rappresentante di classe, era la persona anche che vi difendeva, era sempre disponibile a portarvi un aiuto. Oggi non siete riusciti ad andare a scuola perché solo stare tutti vicini vi sta aiutando in questo momento di grande dolore. Stare vicini per noi adesso è la cosa più importante, soprattutto stare vicini alle famiglie. Noi non avere adesso, dopo 5 anni, il nostro compagno di classe con cui siamo cresciuti è un qualcosa che ci spezza, ci spiazza. Però come abbiamo già detto, come è stato già detto, l'importante è che siamo tutti uniti e facciamo il possibile. Fatto un po' la spola oggi tra le due scuole, tra lo Scalcere dove è avvenuto un incidente e questo, per scrivere questo cartellone, Alex. Sì, abbiamo preso iniziativa per ricordarlo, per fare in modo che chiunque passa almeno lo legga, tenga nel cuore e lascia un ricordo. Allora, noi ringraziamo Alex e tutti gli altri compagni, non li abbiamo potuti inquadrare perché, direttore, non sono maggiorenni. È una città provata dagli incidenti stradali. C'è un'altra ragazza di 17 anni che sta lottando tra la vita e la morte in ospedale a Padova dopo essere stata investita davanti all'istituto selvatico, e quest'oggi l'emozione di ragazzi davanti allo Scalcere le si è sentita tutta, con fiori, con peluche, con bigliettini. Noi allora vi proponiamo il servizio realizzato da Francesco Ratai, poi la linea da Padova può tornare allo studio. Sono Matteo Botesella, uno studente del Marconi, sono un compagno di Alessandro. Per me era più di un compagno perché abbiamo condiviso, oltre ai 4 e inizio del 5º anno del Marconi, abbiamo condiviso tante esperienze insieme. Avevamo appena fatto un compleanno, avevamo dei piani finita scuola, dei piani durante scuola, ci eravamo promessi di comprarci una moto che era quella dei nostri sogni, volevamo andare in giro insieme, ce n'erano di piani, ma purtroppo non sono così, non è andata così, non riesco a cancellare Alessandro. Quando è morto mi sono sempre chiesto se era vero, ho provato a mandargli un messaggio, speravo fosse uno scherzo, ma non è andata così. Che ragazzo era Alessandro? E Alessandro, come abbiamo lasciato
lì nel messaggio su una muretta. Alessandro era simpatico, simpaticissimo, era cordiale, gentile, ti dava una mano se avevi bisogno. Io mi ricordo una volta è venuto a trovarmi a casa mia Corrado Filippo, un altro mio amico ed era credo uno dei migliori amici di De Marchi. È venuto a trovarmi a sorpresa, ero felice perché non me l'aspettavo e da lì diciamo che è partito tutto, perché se hai bisogno lui c'è. Lui c'era sempre, anche a scuola, perché non sono chissà quanto brava a scuola io, e sapevo che se chiedevo qualcosa a De Marchi per messaggio, per chiamata anche a scuola, lui mi aiutava. Io avevo chiesto anche una cosa di matematica il venerdì, che è stato l'unico giorno che sono venuto a scuola. Lui mi ha aiutato, anche lunedì lui mi ha spiegato e dopo l'ho visto anche a palestra, abbiamo giocato a un gioco chissà per quanto stupido potesse essere, ma ho visto il suo sorriso quando giocavamo, era una cosa che mi faceva impazzire. Adesso non riesco più a togliermi dalla testa quel sorriso che aveva, non riesco a cancellarlo così facilmente. Davide ieri ci diceva, stiamo pensando a qualche gesto, qualche manifestazione, e spontaneamente è venuto quello che vediamo qua fuori. Sì, ieri abbiamo girato nel gruppo dei rappresentanti un messaggio in cui abbiamo detto di portare dei fiori, magari dei bigliettini. Stamattina è stato un momento molto toccante perché sono venuti anche molti ragazzi che non erano del nostro istituto per appunto dare un ultimo saluto e lasciare dei fiori. E una scia di incidenti in provincia di Padova si terranno venerdì prossimo alle 10 nella chiesa parrocchiale di Ronchi di Casalserugo i funerali di Filippo Friso, conosciuto da tutti come Paride, il 47enne morto sabato scorso dopo essere uscito di strada in sella alla sua moto lungo la provinciale 30 in via Sperona a Casalserugo. L'incidente è accaduto intorno alle 21:30 mentre l'artigiano viaggiava lungo la strada diretto in pizzeria dove lo stava aspettando il fratello. Torniamo al maltempo perché a Gorgo al Monticano c'è stata una tromba d'aria, quindi molti danni e paura. Ci colleghiamo in diretta con Christian Arboit. A te Christian. Buongiorno direttore, anche da parte di Alberto Pivet che sta curando la parte tecnica e che ti mostra gli effetti di questa tromba d'aria. Qualcuno l'ha definito addirittura un piccolo tornado che si è abbattuto qui, siamo in via Marco Trozzo, frazione Navolè, Gorgo al Monticano, si è abbattuta ieri nel tardo pomeriggio verso le 18, un evento potentissimo ma fortunatamente circoscritto a questo angolo appunto di Navolè. Questi gli effetti della devastazione in un'azienda agricola, ma potete vedere anche quel tetto scoperchiato di un'abitazione privata, sempre di via Trozzo ovviamente, siamo in una contrada. E qui con me c'è il sindaco Firmino Vettori, c'è anche Mario Basso che è titolare dell'azienda. Saluto e ringrazio entrambi. Sindaco Vettori, dicevamo un evento potente ma fortunatamente circoscritto. Voi state tirando un sospiro di sollievo per certi versi. Direi proprio di sì, un sospiro di sollievo perché forse ha percorso 500-600 metri, nato in aperta campagna e morto così vicino a Livenza. Chiaro che se poi guardiamo i danni qui alla famiglia Basso, insomma il capannone così distrutto, questo fa male al cuore. Sì, è fortuna che aperta campagna, perché se una cosa così succede in un centro abitato non saprei dire quanti danni potremmo star qui a quantificare ora. Non è l'unico evento, 2 mesi fa, 2 mesi e mezzo abbiamo avuto un'altra piccola tromba d'aria, cosa che non siamo proprio abituati in questo territorio a vedere trombe d'aria o piccoli tornado, insomma nascono così dal niente e se ne vanno, però lasciano traccia di dove passano. Non so, è il clima, è il tempo, non lo so cos'è perché comunque non sono un esperto. Di certo, diciamo, ieri questo evento, questa tromba d'aria, questo piccolo tornado è stato preceduto da un nubifragio molto intenso, soprattutto qui in zona e anche a Mansuè. Sì, è partito proprio dalla zona di Mansuè, anche qui piogge torrentizie, anche queste non siamo abituati, oppure
i classici temporali delle nostre campagne duravano 5-10 minuti, adesso vediamo precipitazioni torrentizie che vanno avanti anche mezz'ora, quindi queste riempiono un po' i fossi, riempiono le campagne, quindi forse un po' tutto il sistema che non funziona proprio più. Mario Basso è il titolare di questa azienda. Signor Basso, può accompagnarci? Ecco, verso questo capannone che è stato duramente colpito. Lei ieri sera non era qui presente, è arrivato poco dopo. 10 minuti dopo. 10 minuti dopo. E che idea si è fatto in quel momento, quando ho visto questa devastazione? Che idea? Ho visto un bel caos qua. Aveva capito che era stata una tromba d'aria? Sì, subito, visto i danni che ci sono, ho capito subito che c'era stata una tromba d'aria. Quindi questa copertura è andata sostanzialmente distrutta. I mezzi sono stati interessati? No, per fortuna non sono danneggiati. Lei ha quantificato in quanto il danno? In circa 50-60 mila euro. 50-60 mila euro, compresa la bonifica dell'Eternit, perché la copertura era di Eternit. Sì, compresa la copertura di Eternit. Questo è un altro tema, Sindaco, la copertura di Eternit. Voi state già facendo degli accertamenti, insomma. Può dire qualcosa anche alla cittadinanza, magari qualcuno è preoccupato? Sì, venga alla cittadinanza, direi di stare tranquilli, perché proprio circoscritto qui, già questa mattina siamo intervenuti con una ditta specializzata che ha già interpellato lo Spisal proprio per fare un intervento di urgenza. Nel frattempo speriamo che non piova più, perché comunque poi sappiamo che l'Eternit a terra sotto la pioggia è pericoloso. Insomma, direi stiamo tranquilli, perché tanto è tutto qui, anche perché lo vediamo già tutto quanto a terra. Per fortuna quel tornado, non sappiamo per dove è passato, forse è andato su e è caduto giù, perché è proprio bloccato qui. Anche da qui all'altra casa non abbiamo visto tracce di percorso di questo. Questo è molto molto strano, perché tra i filari, tra i frutteti, tra appunto questo capannone e la casa che Alberto Pivetta ha inquadrato prima, ci sono 100 metri, ma non c'è traccia del passaggio. Ma no, non c'è proprio niente, perché avrebbe sradicato le piantine, insomma, avete visto piantine. Forse ha fatto proprio la strada, ha preso la strada, è andato nella casa e poi è andato a morire nell'Ivenza. Forse per fortuna, insomma, così abbiamo un po' di danni in meno, ecco. Senta, signor Mario, lei è assicurato? No, non sono assicurato. Questo è un tema, quindi dovrà scucirli di tasca propria questi 50-60 mila euro. Anche perché mi diceva l'assicuratore che non fanno polizze dove c'è Eternit, a meno che non ci sia polizze di 50 anni fa. Quindi diciamo che per lei questo è un bel danno? Beh, abbastanza, sì. Senta, Sindaco, su questo vi state muovendo, il Comune può fare qualcosa, attivare una procedura di rimborso all'interno dello stato d'emergenza regionale, che è stato dichiarato anche dal Presidente Zaia, ufficializzato poco fa? Ho sentito quello che mi avete detto, appunto, che Zaia ha avviato la procedura. Chiaro che tenteremo di agganciarsi a questa procedura per dare una mano alla famiglia Bassa. Fatalità anche questa mattina, prima ancora di sapere dell'ordinanza di Zaia, in ufficio tecnico ne abbiamo parlato per vedere appunto se c'è la possibilità di dare una mano alla famiglia Basso, perché proprio stamattina appunto mi ha detto, quando eravamo qui col tecnico, che non è assicurato, quindi li deve sborsare tutti di tasca propria. Speriamo che in questa calamità naturale non rientri solo l'acqua, ma anche sto benedetto ciclone, insomma, i danni li abbiamo visti tutti quanti, anche questa è una calamità naturale. Ecco, signora Basso, questo danno compromette la sua attività? Compromette che mi devo arrangiare con i danni qua. Senta, in tanti anni lei ha mai visto un evento del genere? No, qua non è mai successo. Mai successo. Visti qui a Massuè nell'88 sì, però qua da noi no, è mai successo. Da allora niente di così violento, insomma. No. Mario Basso, grazie davvero, grazie anche al sindaco Firmino Vettori, sindaco di Gorgo al Monticano, da Navolè, frazione appunto di Gorgo al Monticano. Direttore, al momento è tutto, ti lascio con le immagini della devastazione e ti restituisco la linea con Alberto Pivetta. Grazie molte a Cristiano Arboite e Alberto Pivetta. Ne abbiamo parlato ieri sera l'ennesima ondata del maltempo che ha colpito, ha flagellato il Veneto. Sentiamo cosa ha detto, tra gli altri, Alberto Panfiglio, ex sindaco di Cona. Non potevo farlo perché non avevo i fondi. Mi ricordo che grazie alla buona volontà dell'amministrazione e del consorzio di bonifica, con 90.000 euro mettemmo in sicurezza tutta quella via,
che era da anni che andava sott'acqua. Dunque, è possibile fare qualcosa in questo paese? Sì, è possibile farlo ancora, basta che non cadiamo ancora in quelle abitudini in cui io non investo denari del mio bilancio in spesa corrente già ridotta, e conosciamo tutte le problematiche, perché poi saranno gli altri a beneficiarne. Con una logica temporale così ridotta, purtroppo sentiamo le solite cantilene, il solito mago Zurlì che mette il mantello, che dice la sveglia birichina, eccetera, 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 e io sono stanco di sentire gente che il giorno dopo dice che abbiamo un problema. Il problema esiste, siamo un paese. Se qualcuno andasse alle riunioni che il professor Dal Paus faceva a disposizione di tutti i sindaci delle province venete e non c'era nessuno ad ascoltarlo, non c'era mai nessuno, si spiegava che gli idraulici veneziani avevano già anticipato tutto quello che sarebbe successo, ma la voglia di costruire di più, la necessità di avere maggiori oneri di urbanizzazione, così mi pago la prossima elezione e sono tanto bravo, crea nel lungo termine un problema in cui noi diciamo esiste un problema e parliamo di nutrie, parliamo di legnami all'interno dei fiumi, ma in realtà è qualcosa di molto più serio, qualcosa di molto più complessivo che ovviamente un sindaco ignorante in materia non lo può sapere, ma si può avvalere di determinati enti a disposizione che gli diranno: per mettere in sicurezza quei territori purtroppo ora è troppo tardi. È troppo tardi, ha detto Alberto Panfiglio. Si è parlato di maltempo e di nutrie, soprattutto ieri a Ring con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, c'erano anche Joe Formaggio e Andrea Zanoni. Sentiamo. Le nutrie non sono un problema, cioè come ha detto Zai. La nutria espiatoria non c'entrano niente, sono stati la nutria ha distrutto la nutria ha distrutto fossi e canali ovunque in Veneto. Allora sai che è la colpa a questo punto? Allora, di chi ha portato la nutria qua, che non era un animale, è stata mollata. Fermo, vabbè. Dimostri, la nutria deve essere sterminata. Sei anche in commissione ambiente, va bene. Vediamo chi parla a voce più alta. Però mi dice una cosa, no, io vorrei che non funzionasse così. C'è un piano di eradicazione delle nutrie del 2021 fatto da Zaia. Allora se Zaia si preoccupa e dice che è colpa delle nutrie, vuol dire che Zaia ha fallito, non sa fare nemmeno l'eradicazione delle nutrie. Perché adesso le nutrie e allora possono uccidere soltanto le stesso, anche se come allora anche adesso le nutrie non sono si capisce. Francis, io devo finire. Ho capito, però se mi fa dire una cosa, perché adesso è chiarissimo quello che ha detto, così non si capisce nulla, cioè non arriva neanche il messaggio diciamo di questo confronto. Però cosa dice Zanoni che è interessante? Zai ha fatto un piano nel 2021 di eradicazione completa e questa cosa evidentemente non l'ha applicata. Dice Formaggio, adesso tocca a lei, che qui adesso la possono fare solo le guardie, diciamo chi è titolato e intervenire, catturarle, quel che è. Quindi cos'è? Caccia aperta alle nutrie? Dice che tutti i cacciatori possono uccidere, devono arrivare a poter uccidere le nutrie. E la Coldiretti ha scritto una cosa bellissima. Avrei bisogno di terminare 5 euro. Far sentire questi sono i presupposti. È stato presupposto. Allora, Treviso, Castelfranco, Torre di Quartesolo l'abbiamo visto adesso. Questa notte sono andati sotto acqua. Bene, non c'entrava la pulizia dei fiumi, non c'entravano le nutrie, non c'entravano gli alberi dei fiumi, non c'entrava l'escavazione dei fiumi, erano bombe d'acqua. Bombe d'acqua perché il clima è cambiato, l'Adriatico è più caldo, c'è più umidità e ci arriva più acqua, sono i cambiamenti climatici, quindi è inutile trovare sempre una scusante. Non c'è nessun cambiamento climatico e non c'è nessun problema, volete esasperare le persone, siamo arrivati al punto che dobbiamo andare via con la macchina elettrica, dobbiamo deindustrializzare l'Europa. Siamo gli unici coglioni che aboliranno entro il 2030 il motore diesel, mentre gli altri mezzo milione di persone in Europa, gli altri 7 miliardi e mezzo, 8 andranno avanti a inquinare e a fare quello che vogliono. Ma come fai a salvare il mondo facendo l'ambientalista solo tu, Nemo? Dai.
Prima volta di Gio Formaggio a ring, vedevo uno sconfortato Avarino perché Formaggio è incontenibile, noi ne sappiamo qualcosa poi quando c'è l'ambientalista Zanoni, figuratevi, ma soprattutto Formaggio non... è come se, diciamo, il conduttore non esistesse, lui mette il pilota automatico e va avanti. Restiamo quindi sul maltempo, non sulle nutrie ma sulle frane, e andiamo a Marostica da Vanessa Banzato, perché nel Marosticense, a Crosara in particolare, smottamenti, frane all'ordine del giorno quando c'è maltempo. A te Vanessa. Buongiorno, ci troviamo a Crosara di Marostica. Io sono assieme al sindaco Matteo Mozzo perché sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di quest'area che è stata toccata da episodi franosi, per l'esattezza 6 frane che hanno interessato proprio quest'area. Sono iniziati i lavori di sistemazione, di messa in sicurezza di 2 intanto delle 6 frane. Sindaco, la situazione è davvero pesante però. Sì, qui il cantiere ha una valutazione di impatto economico di circa 1.500.000 euro. In questo momento, dopo aver asportato con i mezzi più piccoli il primo materiale per mettere in sicurezza di fatto l'abitato, circa un po' più di una decina di camion che abbiamo dovuto portare in cava, adesso con il servizio forestale, dopo aver realizzato il passaggio provvisorio per poter permettere ai mezzi pesanti di poter accedere al sito, sono cominciati ieri, questa settimana, i lavori di disgaggio con dei macchinari importanti, sono dei ragni, è arrivato il primo, dovrà esserci intervento anche con altri mezzi per poter andare prima a disgaggiare quelli che sono i materiali più pesanti in quota, di fatto dei massi ciclopici che poi vengono spaccati sul posto, e successivamente asportare tutto il materiale, che sono delle vere e proprie unghie di terreno che si sviluppano per parecchie decine di metri. Basta guardare alle mie spalle la prima frana, che sembrava un semplice scivolamento di una larghezza di circa 2 metri per quei 15 di altezza. In realtà, adesso che è stato pulito, si vede in realtà quanto era profondo e quanto largo è il fronte. Queste cose noi avevamo visione d'insieme soltanto grazie ai droni che ci erano stati prestati dalla regione e alle riprese grazie fatte dall'alto con i mezzi speciali della Guardia di Finanza. Ecco, fa paura in realtà vedere quanto è minacciosa ancora quella frana che stanno sistemando. Tra l'altro diceva lei poco prima del collegamento che noi ci troviamo dove c'era in realtà un buco prima. Sì, questo ci troviamo su quello che era lo scarico originale dell'area, che è stato parzialmente in questo momento chiuso dopo aver tolto il materiale che poteva andare a chiudere, quindi i tronchi e i rami. È una struttura provvisoria dettata dal fatto di poter fare entrare i mezzi pesanti, è già stata pensata come poter andare a asportare poi le successive lavorazioni, organizzando delle piastre che terremo in area, naturalmente qui a Crosara, in caso nel prossimo futuro, naturalmente spero non tocchi ancora la mia amministrazione dover intervenire, però per le amministrazioni future e comunque per la sicurezza della frazione, quindi avere delle possibilità di poter accedere in modo continuativo per fare le manutenzioni, perché purtroppo le ultime manutenzioni qui sono state fatte negli anni 60. Quindi si parla di un periodo relativamente distante. La volontà è quella appunto nel progetto di fare una pulizia d'insieme di tutta quanta l'area, poi andare a liberare le briglie in cemento armato che sono state realizzate tra gli anni 40 e gli anni 50, che in questo momento sono sotto 3 metri di terra in alcuni casi, e quindi potete immaginare anche quanto c'è al di sopra di queste strutture in cemento armato realizzate, e poi realizzare ulteriori brille in modello un po' trentino, proprio su consiglio dei geologi, per creare delle fasce di trattenimento aggiuntive in legno e pietra per dare la possibilità, uno, all'acqua di drenare, ma soprattutto tenere i piedi delle valli in sostegno, quindi in sicurezza. Tempi per la realizzazione, per la messa in sicurezza completa di questa fascia? Allora, in questo momento è ancora prematuro dirlo, perché come si vede i fronti frana ci si rende realmente conto di qual è la difficoltà del lavoro una volta che si comincia ad asportare il terreno superficiale. Direi che comunque ci vorranno decisamente tanti mesi. Tra l'altro queste 2 frane che sono in corso di sistemazione, 2 delle 6 in quest'area specifica, in realtà il maltempo tra maggio e giugno ha messo letteralmente in ginocchio
ginocchio tutta la parte collinare di Marostica, perché le frane erano ben più di 6. Sì, ne siamo arrivati a un 64 frane in totali censite che si sono sviluppate di fatto da fine maggio per tutto il mese di giugno, perché dopo sappiamo come funziona: quando il terreno non riesce più ad assorbire accumula e poi fa l'effetto di una spugna su una lastra di vetro, un po' alla volta scivola, e nel corso delle settimane abbiamo avuto il ruscellamento a valle di tanti fenomeni franosi che erano presenti sul territorio. Insomma, avete sentito, la situazione è davvero pesante, però ecco, sono cominciati questi lavori di messa in sicurezza e sistemazione, di conseguenza c'è davvero tutta l'area collinare del Marosticense che è sorvegliata speciale. Da Crosara di Marostica per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie Vanessa Banzato, a Francesca Pezzo per la parte tecnica, al sindaco Mozzo ovviamente. Andiamo dal giornale di Vicenza, è crollato il muro, vediamo il giornale di Vicenza, grazie a Renato Capoi, il nostro regista, con Alberto Pezzella. Crolla il muro vicino a 2 palazzine, paura tra i residenti, un'auto distrutta. E non si è sottratto alla furia del tempo nemmeno il gallo di Gaglio, una scultura dello scultore, dell'artista Marco Martalar. Vediamo. Tempo e maltempo hanno infierito sul gallo di Vaia, che da quasi 3 anni era stato collocato davanti al municipio di Gallio. Il legname con cui era stato realizzato da Marco Martalar era ormai indebolito dagli agenti atmosferici, in condizioni precarie che ne hanno compromesso la solidità. Era stato lo stesso scultore a capire che il gallo non avrebbe avuto un futuro. La sindaca Marinella Sambugaro ha smentito le voci relative ad un presunto atto vandalico, dopo aver verificato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'ondata di pioggia e vento che ha investito l'altopiano nel corso della notte ha dato il colpo di grazia. Andiamo avanti con la cronaca. Ha fatto una certa impressione la lettera di Filippo Turetta scritto ai genitori quando era in carcere in Germania subito dopo l'arresto. Filippo Turetta dice in sostanza che si sarebbe suicidato, che ci ha provato, ma ha scritto: sono un codardo e non ce l'ho fatta, e per voi dovete rinnegarmi, è meglio un figlio morto che un figlio come me. Adesso sono nel carcere di Halle, mi sono fatto arrestare l'altra sera, non riuscivo più a suicidarmi e dopo giorni ho deciso di costituirmi. Inizia così la lettera, già pubblicata a stralci nei mesi scorsi, che Filippo Turetta ha scritto ai suoi genitori Nicola ed Elisabetta a 2 giorni dall'arresto in Germania, una settimana dopo aver ucciso Giulia Cecchettin. Il 22enne di Torreglia continua raccontando passo dopo passo in maniera precisa ciò che è accaduto dal momento dell'arresto. Le foto segnaletiche, le impronte, i vestiti nelle buste di plastica, fino alla notte in una che, si legge, penso essere una stanza di isolamento. Poi i campioni di DNA e l'incontro con l'interprete che definisce molto cordiale. Ma una volta raccontati i tecnicismi, Turetta si lascia andare, mette nero su bianco le sue paure e i rimorsi. Finora qui in Germania sono stati tutti molto professionali e bravi, nessuno mi ha picchiato o torturato, ho un po' di paura a tornare in Italia anche per questo, ho generato tanto odio e rabbia, mi merito tutto questo dopo quello che ho fatto, non sono neanche riuscito a uccidermi, vivrò la mia intera vita in carcere adesso. E in tutto questo, soprattutto, ho perso la persona più importante della mia vita, che è tutto per me e a cui da 2 anni penso ininterrottamente ogni giorno, la persona più bella e speciale io potessi mai incontrare in tutta la mia vita, e tutto questo per colpa mia. Poi Turetta scrive ancora: mi merito tutto questo, io non sono cattivo, lo giuro, e so che nonostante adesso sia difficile, voi possiate credermi e lo avete sempre visto con i vostri occhi. Ogni momento penso che vorrei tornare indietro, non esiste perdono o qualcosa del genere per questo, e io non lo voglio, non lo merito. Ho rovinato la vita a tante persone, troppe, senza averci pensato prima. Spero che nessuno vi giudichi negativamente. Capirei e accetterei se d'ora in poi voi vogliate dimenticarmi e rinnegarmi come figlio. Vi ho già causato troppo dolore e sarebbe probabilmente la scelta migliore per il proseguo della vostra vita. Penso che probabilmente sarebbe meglio un figlio morto che un figlio come me. Ve lo giuro, se solo avessi qui con me un pulsante di suicidio istantaneo non avrei esitato oltre un nanosecondo a premerlo. In più punti il 22enne evidenzia come abbia tentato il suicidio senza però riuscirci.
Tutti questi giorni che sono scomparso non volevo fuggire, desideravo solamente riuscire ad uccidermi. Sono un codardo e un debole e purtroppo non ce l'ho fatta. Ho provato a soffocarmi con un sacchetto di plastica. Volevo fare un incidente mortale. Il metodo che mi sembrava essere il migliore era coltellarmi in qualche modo. Invidio molto quelle persone perché hanno avuto un grande coraggio a fare un gesto simile, a differenza mia. Sono stato la maggior parte delle ore, gli ultimi giorni, seduto in macchina, puntandomi il coltello alla gola o al torace, aspettando di riuscire a sferrare i colpi. Vorrei solo sparire in un buco nero facendomi ingorgitare dall'oscurità. Non voglio vedere o parlare con nessuno dopo quello che ho fatto e spero sia così, anche se so che dovrò affrontare un processo. Mi farei anche dare tutti gli anni possibili piuttosto di andarci, ma purtroppo so che non si può. Alla prima udienza, infatti, Filippo Turetta non c'era. Comparirà davanti alla Corte d'Assise il prossimo 25 ottobre e con tutta probabilità il 3 dicembre conoscerà la sua condanna. Condanna molto probabilmente all'ergastolo. In regia Renato Cappoi e Andrea Basso. Vediamo ancora un femminicidio. La Procura di Treviso ha chiuso le indagini sull'assassinio di Vanessa Ballan, la 26enne di Riese Pio X, per la quale è stato arrestato il cittadino kosovaro Bujar Fandaj di 40 anni. L'omicidio avvenne il 19 dicembre scorso nell'abitazione della donna che era incinta e che venne sorpresa e accoltellata a morte. Le ipotesi di reato sono di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione della precedente relazione e del fatto che la vittima era incinta. Non sarebbe contestato lo stalking relativamente alla denuncia che Vanessa Ballan aveva presentato contro Fandaj, per cui la Procura si riserva l'archiviazione. Vi è tuttavia anche il reato di revenge porn per alcune immagini intime mandate dall'indagato al compagno della donna, Nicola Scapinella. Era stato un omicidio tremendo perché era penetrato nell'abitazione passando dal giardino, il killer l'aveva uccisa a coltellate. Tanta commozione e cordoglio per la morte di Chiara Iaconis ai funerali ieri nella chiesa di Santa Giustina. Girasoli, fiori che amava e che ricordano il suo sorriso solare e gentile. Due ali di folla hanno accolto il feretro di Chiara Iaconis nella Basilica di Santa Giustina. 2000 persone arrivate dalla Calabria, da Napoli, da Parigi si sono strette ai familiari della giovane morta dopo essere stata colpita alla testa da una statua precipitata da un palazzo dei quartieri spagnoli. La bara accompagnata da papà Gianfranco, mamma Cristina e la sorella Roberta che la accarezzano con dolcezza e dal fidanzato Livio. In chiesa l'omelia di Don Carlo Cavallina è un inno all'amore, unico balsamo in grado di alleviare il dolore di una morte senza senso. L'amore che noi abbiamo per Chiara rimane, anzi diventa più grande. Dobbiamo solo avere la pazienza di rimetterci in cammino, di guardare avanti, di non disperare. In chiesa il ricordo di Chiara negli istantanei dei racconti di amici e parenti. Chiara che amava la moda, Chiara che aveva cambiato molte città ma tornava sempre dalla sua famiglia per le vacanze, come ricordano le zie e la cugina. Chiara è infine la tua anima, pulita, sincera, semplice. Niente grilli per la testa, ma l'autenticità per ciò che ti stava tanto a cuore. Mamma, papà, Roby e Livio. Veglia sempre su di loro e su tutti noi, nostro angelo custode. Chiara nell'amore immenso del suo Livio, che le era accanto nel momento della tragedia. Ho un vuoto dentro di me, ma allo stesso tempo mi ha arricchito. Mi ha dato molto di più di quello che mi è stato tolto. Sono felice, proprio come eri tu, mentre camminavamo insieme per le strade di Napoli, tornando nel nostro nido d'amore a Parigi. E fortunato per averti conosciuto questi ultimi 2 anni della mia vita. Se mi chiedesse di tornare indietro, rifarei tutto, pur sapendo l'epilogo, perché tutto il tempo bellissimo che abbiamo vissuto insieme non può essere cancellato da un brutto istante. Dalla sorella Roberta, il messaggio d'addio finale affidato ad una poesia indiana. Quando sarò andata via, allora lasciatemi andare. Lasciatemi andare via. Ho tante cose da fare e da vedere. Non piangete quando pensate a me.
siate grati per gli anni bellissimi che vi ho dato con la mia presenza e potete solo immaginare quanta felicità voi avete dato a me. Tanto l'affetto attorno alla famiglia Iaconis, il sindaco Giordani ha abbracciato i genitori. Da Parigi è arrivata una delegazione di Prada per cui Chiara lavorava. Da Napoli il gonfalone listato a lutto inviato dal sindaco Manfredi e dall'assessora Armato. Al papà è stato donato un quadro con il testo della canzone scritta per Chiara, melodia che ha accompagnato l'uscita del feretro verso il suo ultimo viaggio. Indagato un imprenditore edile di 56 anni di Casalserugo per crediti d'imposta del superbonus che sono stati incassati senza eseguire i lavori. Dovrebbe esserci, mi pare ci fosse un servizio, no, non c'era allora evidentemente. Questa mattina l'audizione finale sulla legge per l'autonomia del Ministro per le riforme Roberto Calderoli alla Commissione parlamentare bicamerale presieduta da Alberto Stefani. Se oggi il tema dell'attuazione del federalismo fiscale e della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni è tornato all'attenzione delle istituzioni, della politica e della pubblica opinione, il merito è essenzialmente del regionalismo differenziato e del suo percorso di attuazione, ha detto il ministro Calderoli. Pertanto vorrei confermare che l'orientamento del governo è quello di portare avanti in parallelo e in maniera coordinata e armonica il procedimento di attuazione del federalismo fiscale, dei livelli essenziali e del regionalismo differenziato. La riforma Calderoli, come sapete, è diventata legge, adesso c'è alle viste il referendum per l'abrogazione di questa stessa legge. Un nuovo stop per la nave di Mediterranea Saving Humans che è stata bloccata nel porto di Trapani dopo un'ispezione della Capitaneria del porto. Intanto la ONG ha denunciato al Tribunale internazionale il Ministro dell'Interno Piantedosi. Ancora un fermo amministrativo colpisce la nave Mare Jonio della ONG Mediterranea Saving Humans, impegnata nel soccorrere i migranti nel mare Mediterraneo centrale, in sinergia anche con l'operazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. La nave è tornata in mare da fine agosto. La missione ha due leader veneti molto conosciuti, l'armatore, il mestrino Luca Casarini, e il veneziano Beppe Caccia che ne è portavoce e capo missione. La nave si trova ora ormeggiata al porto di Trapani e non può ripartire. Dopo un'ispezione della locale Capitaneria di Porto, una visita programmata alla quale si sarebbero aggiunti, secondo quanto riferito dallo stesso Casarini, ulteriori controlli, questi non previsti, da personale inviato appositamente dal Comando Generale di Roma. Questi controlli incrociati hanno notato che i presidi della nave Mare Jonio di soccorso non avrebbero tutte le certificazioni previste e necessarie, per cui la nave, per riprendere a navigare, dovrebbe prima lasciare a terra gommoni, salvagenti e tutti i presidi di soccorso, contravvenendo quindi al cuore della sua missione. Mediterraneo non ci sta e ha già fatto sapere che si opporrà in tutte le sedi legali opportune a questo provvedimento. Intanto è stato denunciato da Mediterraneo Saving Humans al Tribunale internazionale il nostro ministro del governo italiano all'interno Matteo Piantedosi per gli accordi che egli avrebbe stretto con la Libia. Questa settimana sono stati diffusi i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che per questo 2024 parlano già di almeno oltre 1000 persone vittime dell'assenza di soccorso nel nostro mare. Almeno 13.000 persone che sono state catturate e deportate in Libia e molte di esse, come sappiamo, finiscono nei lager libici. Servizio di Lorenzo Maier e torniamo a Chioggia Sottomarina dove furibondo il sindaco Mauro Armelao perché durante la posa di cavi sono stati sfregiati i murazzi.
Non è uno scherzo, sono gli operai ripresi da alcuni residenti mentre perforano i murazzi di sottomarina per posizionare dei cavi, evidentemente ignari che si tratti di un bene storico. Gli operai hanno distrutto questa parte del murazzo con un martello pneumatico per posare questi cavi. L'area ora è stata posta sotto sequestro. Questo dopo che i residenti l'hanno segnalato ad alcuni consiglieri regionali, in primis Montanariello, che immediatamente ha chiamato i carabinieri, giunti sul posto con la polizia locale e la sovrintendente. Furioso il sindaco Armelao. Ci vuole rispetto per la nostra città. Questi lavori è vero che sono stati autorizzati dai tecnici, dagli uffici comunali dei lavori pubblici, però quando viene rilasciata un'autorizzazione, in questo caso ad Enel Distribuzione, ci sono delle disposizioni chiarissime. La prima disposizione era quella che non dovevano non toccare, sfiorare i murazzi. Mi hanno fatto arrabbiare perché poi i cittadini se la prendono con il comune, ma il comune in tantissimi cantieri che riguardano la nostra città non c'entra, o meglio non è il commissionario, il committente di questi lavori. Ma secondo il consigliere Montanariello, vista la delicatezza della zona, i lavori andavano supervisionati. Su quel cantiere non c'era né il responsabile della ditta, né il responsabile dei lavori e né il responsabile del cantiere, tant'è che tutto verrà scaricato su quei poveri operai che sono andati lì e si trovano tutti denunciati adesso, in mancanza di un responsabile. Allora, se il comune autorizza l'intervento su uno dei manufatti più antichi, belli e preziosi della città, ci vuole uno scienziato per dire che devi mandare qualcuno? I murazzi realizzati in pietra d'Istria furono commissionati dalla Serenissima nel Settecento per proteggere le abitazioni dalle mareggiate. Un'opera mastodontica, oggi protetta dalla sovrintendenza, sulle cui responsabilità va fatta luce e soprattutto su come questo lavoro dovesse essere eseguito. 2 minuti di pubblicità, il servizio era di Ilaria Marchiori, poi torniamo e avremo ospite il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera. State con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, andiamo a Bassano del Grappa, dove la polizia locale è pronta a lasciare l'Unione Montana. Vediamo perché. La polizia locale di Bassano sarebbe pronta a uscire dall'Unione Montana. Il condizionale è ancora d'obbligo, ma la strada sembra tracciata. Facciamo un breve riepilogo dei fatti. Nel dicembre 2020 l'amministrazione Pavan aveva accorpato la polizia locale bassanese nella struttura burocratica e operativa dell'Unione Montana, facendola dunque uscire dagli organici del comune di Bassano. Dunque da 4 anni il servizio degli agenti di polizia locale è spalmato nel territorio allargato dei 5 comuni dell'Unione Montana, oltre a quelli convenzionati di Cartigliano, Borso ed Enego. Qual è il problema? Semplicemente che la spesa per Bassano non è proporzionata al servizio effettivo che toglie vigili alla città per mandarli negli altri comuni dell'Unione. E adesso, dopo aver fatto i conti, sembra che siamo arrivati alla resa dei conti. Stiamo facendo delle valutazioni su ovviamente quelli che sono i costi da quando il comando è stato trasferito dal comune di Bassano del Grappa all'interno dell'Unione Montana, e anche la qualità del servizio stesso, nel senso ovviamente noi abbiamo massima stima e fiducia di tutto il corpo dei vigili e della polizia locale, però ovviamente stiamo valutando anche i costi, in quanto prima avevamo 40 vigili a disposizione del comune di Bassano del Grappa, oggi abbiamo 40 vigili che devono prestare servizio in un territorio molto più ampio. Ovviamente prima di prendere qualsiasi decisione cercheremo di condividerla con gli altri sindaci del territorio. Un distacco che secondo Finco non andrebbe a penalizzare gli altri sindaci, ai quali mi sento già di dire che anche nel caso in cui Bassano decidesse di riportare in capo il comando la funzione di polizia locale, noi comunque continueremo a dare servizio anche alle realtà contermini, ma con una gestione diretta da parte del comune di Bassano. E poi alla fine faremo i giusti passaggi sia all'interno della maggioranza ma anche con l'amministrazione tutta, e cercheremo di condividere la strategia migliore per garantire una sicurezza su tutto il territorio ovviamente della città di Bassano del Grappa, e ovviamente se possibile anche con un minor costo per le casse pubbliche. E sul passo indietro di Bassano del Grappa vediamo all'interno dell'Unione Montana, sentiamo cosa ha detto il consigliere Riccardo Poletto.
sarebbe a mio modo di vedere un errore, perché sia la mia amministrazione sia quella Pavan hanno lavorato nella direzione rispetto alla polizia locale di un allargamento, di una condivisione, di una gestione associata di un settore importante del comune. L'Italia ha più di 9.000 comuni, non è immaginabile che si vada avanti con ogni singolo comune che gestisce tutto quanto, il 100% delle funzioni. Se c'è un problema di costi che non sono, come dire, spalmati correttamente tra i vari comuni e a conti fatti salta fuori che il comune di Bassano ci ha rimesso in quest'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, beh, io dico rivediamo gli accordi, ma non stracciamo gli accordi, salviamo la gestione associata e salviamo la gestione corale, collegiale della polizia locale all'interno di Unione Montana. Anzi, dico, allarghiamo possibilmente ad altri comuni. Abbiamo paradossalmente comuni della cintura bassanese che fanno riferimento a Tiene come polizia locale. Io credo che sia un non senso. Cambiamenti climatici, ne parliamo da tempo, piogge torrenziali sempre più intense, sempre più frequenti, nemmeno Treviso si è sottratta a questa ultima ondata di maltempo, ne parliamo con il vice sindaco di Treviso e assessore all'ambiente del comune di Treviso. Grazie molte per essere qui con noi. Come è andata Treviso? Perché abbiamo visto il centro storico che diciamo, è stato risparmiato da queste piogge torrenziali, diversamente un po' nei quartieri, la Ghirada, eccetera. Sì, ormai abbiamo visibile quello che sono i cambiamenti climatici, ce l'abbiamo perché abbiamo periodi di lunga siccità che poi si intervallano a momenti di piovosità eccessiva, queste famose bombe d'acqua, e chiaramente le città sono strutturate sia in ambito pubblico che in ambito privato per altre condizioni climatiche. Noi stiamo lavorando tanto per invertire questa rotta, è chiaro che lo deve fare anche l'ambito pubblico, però è sotto gli occhi di tutti che in 2 ore piove quello che dovrebbe piovere una settimana in un mese, e a questo punto le valutazioni da fare sono nelle prospettive del futuro di quello che sarà la struttura delle nostre città. Noi abbiamo piantumato tanti alberi, perché gli alberi sono una risorsa idrogeologica importante, abbiamo reso verdi aree verdi già esistenti, ma ne abbiamo rese anche edificabili, sono tornate a verdi. Però, ripeto, è un fenomeno che ormai... Cioè, noi stiamo per andare alle fiere di San Luca, le cosiddette fiere di San Luca, e ci andavamo in cappotto e con i guanti, probabilmente ci andremo in maglietta e un giubbettino leggero. E questo è sotto gli occhi di tutti. È un problema serio, non riguarda solo noi, riguarda tutta l'area della pianura padana, però in generale l'Italia, ed è preoccupante tanto quanto poi il lungo periodo di siccità, perché abbiamo avuto all'inizio di maggio una grande piovosità e poi per quasi 2 mesi non ha piovuto. E questo poi è un grande problema, quindi abbiamo bisogno di bacini di raccolta, d'acqua, per poi riutilizzare quest'acqua nei momenti di siccità. Ecco, Alessandro Manera, parlavamo appunto della fiera dove ci sarà tra l'altro la festa della Lega nei prossimi giorni, si continua a parlare un po' del travaglio all'interno del centrodestra, il confronto tra Fratelli d'Italia e Lega, si fanno già nomi di possibili presidenti della regione nel caso non ci fosse un altro mandato del presidente Zaia. Secondo lei poi alla fine si troverà una quadra, cioè si potrà andare avanti più serenamente? Beh, allora, intanto io mi auguro che il presidente Zaia abbia un'altra opportunità, perché ha amministrato talmente bene ed ha dimostrato sicuramente che l'incipit suo amministrativo e della sua squadra è stato molto forte. Se questo non dovesse essere, è chiaro che io da leghista mi auguro che sarà un leghista e sono quasi sicuro che i nostri vertici combatteranno per quello. Poi c'è da dire una cosa, a me non piacciono le campagne elettorali che durano un mese e mezzo, forse perché l'ho fatta alle europee ed è complicatissima. A me piacerebbe che appena deciso chi sarà il candidato ci sarà la possibilità di dimostrare programmi, perché dopo 15 anni di un grande governatore cambiare, bisogna anche dimostrare che la persona che arriva ha anche un'idea amministrativa anche magari diversa, certo allineata col governatore, ma un po' diversa, perché il futuro vuol vedere da qua ai prossimi 10 anni. E quindi io mi auguro che non succeda come tante regioni, che arriveremo sotto data a 45 giorni per dire lo fa lui, lo fa lui. È chiaro che io da leghista mi auguro, ma non voglio pensare neanche in maniera diversa, che sarà sicuramente un leghista. Ecco, è uscito un report della Demos sul Gazzettino, dove il 75% dei favori è ancora assegnato a Zaia, alla sua giunta, e all'autonomia, no? L'autonomia rimane al centro degli interessi, dell'interesse dei veneti, sta
stando a questo sondaggio. Incombe però il referendum per l'abrogazione dell'autonomia, no? Da parte del cosiddetto campo largo. Allora, io dico una cosa, l'autonomia in questo momento il Veneto non ce l'ha. Se qualcuno sta vendendo al Sud che i mali del Sud sono causati da un'autonomia che ancora non abbiamo, allora sta vendendo fuffa, con tutta onestà sta vendendo fuffa, perché io lo dico sinceramente, cioè la qualità della sanità della regione Campania, della regione Calabria o di tanti altri posti in Italia, anche a nord in tante situazioni, non è legata alla presenza dell'autonomia, perché l'autonomia ancora non ce l'abbiamo come veneti. Possiamo dircela semplicemente, c'è un certo egoismo di certi governatori, di certe regioni, ma non solo governatori, anche politici, che insomma i soldi che arrivano dal Veneto fanno molto comodo, però io dico è poco senso di responsabilità, perché questi soldi servono non a produrre un beneficio delle loro popolazioni, ma a compensare falle amministrative sotto gli occhi di tutti, perché, ripeto, sfido chiunque al giorno d'oggi, se potesse scegliere dove andarsi a far ricoverare, diciamo che non va in Veneto, va anche in Emilia Romagna, va in Lombardia, però altre regioni che tanto invocano questa assenza di autonomia, diciamo che i loro cittadini hanno una migrazione verso le nostre regioni. E non ho elencato solo il Veneto, quindi a me sembra veramente una forma di egoismo. Guarda, quando ho sentito quella della regione Sardegna, secondo me siamo caduti quasi sull'imbarazzante. Loro che hanno un'autonomia fortissima pretendono la nostra non autonomia per continuare a garantire un flusso di denaro verso la loro autonomia. Insomma, mi sembra che poteva anche risparmiarsela. Ecco, tra l'altro a proposito di maltempo è stato abbastanza paradossale sentire Elly Schlein dire l'altro giorno, accusare il governo di avere centralizzato la gestione delle opere contro il maltempo, insomma dei finanziamenti, e l'ha detto in un momento in cui è contraria all'autonomia dell'Emilia Romagna o di altre regioni, che se fossero autonome sarebbero molto più, avrebbero margini di manovra maggiori. Faccio notare che lei è stata anche vicepresidente, mi sembra, dell'Emilia Romagna, quindi ha lavorato in quel processo di Bonaccini per ottenere l'autonomia dell'Emilia Romagna. Questa mi sembra una cosa paradossale, probabilmente, ripeto, ha una scarsa memoria anche di quello che ha fatto lei. Però io sono convinto che la gestione in loco delle risorse per risolvere sia i rischi idrogeologici, che possono essere tanti, perché i bacini di laminazione con queste variazioni climatiche sono necessari, dobbiamo farli, noi ne abbiamo fatti 2 a Treviso, ma probabilmente saranno necessari altri, ma in tutto il Veneto, perché poi, ripeto, il maltempo non ha confini geografici tra un'amministrazione e l'altra, non è che smette di piovere a Paese o a Preganziole, piove solo a Treviso e viceversa, e il flusso d'acqua non è che si interrompe quando vede il confine con la Schicchita a Treviso. Però in generale il Veneto sarebbe in grado benissimo di gestire queste, sia le opere infrastrutturali per prevenire il rischio idrogeologico, sia tutte quelle opere a compensazione di tutto un rischio potenziale idrogeologico, per esempio la piantumazione di tanti alberi. Ecco, sui bacini di laminazione su cui vuole andare avanti la Regione, si è parlato ieri di 23 bacini di laminazione, di 5.000 chilometri di argini da rinforzare. C'è anche lo scontro sulle grave di Ciano, no? La Regione vorrebbe intende realizzare un bacino di laminazione per evitare grossi danni del Piave in piena, ma ci sono i sindaci, la comunità che a questo progetto si sta opponendo, no? Sì, qui è sempre chiaramente quando si fanno delle opere, molte opere nessuno le vuole nel proprio territorio, e per questo esiste un ente sovraordinato che è la Regione, che ha anche delle commissioni specifiche tecniche che devono dire quali sono i posizionamenti migliori. Io non voglio entrare nel dibattito perché non ho seguito quelle commissioni tecniche e non riguardano il Comune di Treviso. È chiaro che, ripeto, queste commissioni sono formate da persone molto preparate, perché guardate, la Regione Veneto io ho fatto parte della commissione VIA come membro esterno, la valutazione di impatto ambientale, e ci sono dei super tecnici all'interno della Regione, e bisogna anche riconoscerlo, che deve evidenziare qual è il punto migliore di posizionamento. Io vorrei sottolineare che passavo per quell'autostrada poco prima che a Vicenza avvenisse l'allora diluvio, e me le ricordo le risaie che c'erano, e le vasche e i bacini di laminazione costruiti successivamente hanno evitato situazioni analoghe. Non dimentichiamocelo questo, perché poi purtroppo è come noi a Treviso le fognature e il ripristino delle acque bianche, quindi dell'acquedotto, sono
tutte strutture politicamente poco vendibili, perché sono rischi potenziali o miglioramenti potenziali che spesso i cittadini non vedono, cioè distruggere una strada per mettere la fognatura e migliorare la rete idrica. Non porta chi è che lo vede? consenso. È solo un disagio. Però sul fattore inquinamento è un vantaggio grandissimo, perché non andiamo a inquinare il Sile, uguale ai bacini di laminazione. Quando li fai, finché non avviene qualcosa, non sai che funzionano. E quindi vorrei dire, dobbiamo farne tanti. Io sono convinto che anche il privato deve un attimino lavorare all'interno delle proprie strutture. Le aziende lo fanno già, perché le aziende prevedono già bacini di laminazione, però secondo me la Regione Veneto è molto preparata per studiare quello che è nel suo complesso il rischio idrogeologico. Allora andiamo in pubblicità, altri 2 minuti, forse neanche 2 minuti, e poi torniamo qui in studio. A tra poco. Di nuovo in studio in diretta con il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera. Abbiamo parlato di cambiamenti climatici e c'è uno scontro politico in atto, perché il Campolargo ha proposto un referendum della cittadinanza per abbreviare i termini dai 10 a 5 anni per ottenere la cittadinanza. C'è poi anche la polemica sullo ius scholae, ed è scontro dopo che è stato raggiunto il quorum, raggiunte le 500.000 firme, per cui il referendum si potrà svolgere presumibilmente in primavera. Manera. Allora, intanto consideriamo una cosa: quando uno ottiene il passaporto italiano, ottiene il passaporto europeo. Quindi l'Europa finalmente ci faccia sapere una media degli anni per l'ottenimento di una cittadinanza, che poi implica di essere cittadini europei. Partiamo da questo presupposto, perché nessuno lo dice. Abbiamo diversi paesi con tempi di cittadinanza diversi, però quando tu diventi cittadino francese sei indirettamente cittadino italiano, perché puoi circolare liberamente all'interno del nostro paese. Quindi cerchiamo almeno un allineamento di questo, facciamo una media e che prendano quella media. Il problema più grande è che una volta che uno ha ottenuto i 5, 7, 10, 12 anni in cui ha ottenuto il diritto, nel nostro paese ci mette tantissimo tempo per ottenere il momento del giuramento. Noi in comune facciamo i giuramenti, io vedo ci vogliono 2-3 anni a volte, perché uno dai 10 anni ottiene il diritto a venire a fare questo giuramento. Ecco, secondo me quel tempo va azzerato, perché una volta che hanno accettato la tua domanda e tu sei nel diritto di ottenerla, devi ottenerla. E invece passano passa anni. tempi burocratici. È come se fosse la patente. Esatto. Una volta tu hai 18 anni un giorno, presenti il foglio rosa e in 6 mesi puoi fare la patente. Adesso non vorrei ricordarmi robe vecchie. Però è quello il tempo tecnico. Invece in Italia questa cosa, peraltro il decreto Salvini secondo me è stato molto importante sulla cittadinanza, perché chiunque venga a fare la cittadinanza, per esempio, deve avere un requisito di lingua che una volta non doveva avere. Cioè io ho fatto qualcuno che insomma con la lingua era molto... faceva molta difficoltà. Adesso arrivano e parlano anche bene italiano, perché devono aver fatto uno dei corsi che si tengono nelle scuole comunali per avere un minimo di dizione e di lettura della nostra lingua, altrimenti che cittadinanza ottieni? Sullo ius scholae io sono contrario, lo dico onestamente, per 2 motivi. Primo, perché se tu dai la cittadinanza a un minorenne, che non si capisce peraltro perché a 14 anni debba ottenere la cittadinanza, qual è il vantaggio nell'ottenerla fino ai 18? Il vantaggio è che i suoi genitori sono collegati a lui e commettessero qualcosa, anche dei reati, non sarebbero, difficilmente qualcuno li espelle, perché hanno un minorenne cittadino italiano che loro devono accudire. Quindi è un grimaldello al contrario. Quindi questa cosa non mi piace, perché giustamente se il bambino non avesse gli stessi diritti degli altri, io direi sì. Siccome ce li ha tutti, non credo che a 14 anni debba andare in gita negli Stati Uniti, quindi ha bisogno di un visto diverso. Non capisco questa cosa. La verità è che a 18 anni un giorno, secondo me, bisogna azzerare i tempi per cui l'ottenimento di cittadinanza sia veloce. La seconda cosa è che moltissimi paesi, a eccezione dell'Europa, non hanno la doppia cittadinanza. Quindi tu rischi che un bambino a 14 anni, certo, prende la cittadinanza italiana, ma perde quella del suo paese d'origine o d'origine dei genitori, quindi è straniero lì. E se lui a 18 anni volesse tornare in quel paese, tu gli hai fatto fare una scelta che a 14 anni non poteva fare. Quindi secondo me è
un po' una foglia di fico per compensare, primo, delle mancanze burocratiche del nostro paese nell'ottenimento della cittadinanza. Poi sento che tra chi li propone ci sono molti, diciamo c'è più Europa, mi sembra, dei partiti del genere, che spingano che l'Europa ci dica che il passaporto europeo si ottiene dopo X anni e sarà uguale per tutti. Questo è il fondamento, altrimenti siamo in Europa, ma come sempre siamo divisi da tante leggi diverse. Poi ci sono le cittadinanze per matrimonio, le situazioni sono molto più complesse. Però soprattutto una cosa, la cittadinanza comporta dei diritti e comporta dei doveri. E io che faccio cittadinanza vi dico che tantissime volte ho delle persone che vengono lì e stappano anche una bottiglia di prosecco per la gioia di essere diventati cittadini italiani, e qualcuno mi ha cantato anche l'inno nazionale, ve lo dico sinceramente con la mano nel cuore, e mi sono commosso. Quindi è una cosa bellissima, però va regolamentata per non darla a chiunque di fatto, perché a lui sono collegate altre persone. Esatto, per esempio il Presidente Zaia ha detto ieri sulla questione degli oriundi: non voglio darla a chi viene qui solo per avere i documenti, no? per il vantaggio dei documenti. Quella era una norma corretta forse 2 generazioni fa, quando erano i figli della prima generazione che era andata in Brasile, in Argentina, mio nonno era andato in Venezuela, gli fosse nato un figlio là. Ma adesso stiamo parlando di gente che è da 3-4 generazioni, che forse non ha visto neanche il nostro paese e forse non parla neanche l'italiano. Possiamo un minimo allineare questa cosa? Non dico no, perché il sangue di origine anche di tanti veneti è lì, però un minimo almeno nella lingua ci deve essere. Grazie molte al vice sindaco di Treviso Alessandro Manera. Chiudiamo con un servizio che riguarda Maria Moresco, che oggi festeggia 106 anni. Tanti auguri Maria, tanti auguri a te. Oggi sono ben 106 anni per la signora Maria Moresco, nata a Mure di Molvena quando ancora non era finita la Prima Guerra Mondiale. 106, se tanti? Sì, tanti. Ma mi peso mia. Una vita in salute, ma con una gioventù segnata dalle guerre. Maria è convolata a nozze con Ermenegildo il 25 settembre del 43, in piena guerra civile. Ora vive tra l'affetto dei 4 figli, Delma, Ermanno, Eleonora e Giampietro, 9 nipoti e 7 pronipoti, più uno in arrivo. Anche il sindaco di Colceresa ha portato i suoi omaggi alla signora Maria. Sapere che una persona che è nata all'inizio del secolo scorso è qui, sta bene con noi, ed è bello anche vedere anche i nipotini più piccoli che invece fanno parte di un nuovo millennio. La voglia di festeggiare con tutti i familiari ha superato anche la presenza del nostro microfono e della nostra telecamera. Lo fa un saluto a Rete Veneta? Viva Maria, auguri! Viva Maria! Auguri Maria! Auguri, arrivare a 106 anni, ci metteremo tutti la firma, non tutti, alcuni dicono no, è troppo, non voglio vivere più di tanto. Ricordava prima il vice sindaco Manera che ha dovuto aspettare i 30 anni per andare a votare questa signora, no? Quando tutti poterono andare a votare nel 1946. Chiudiamo con l'omicidio di Vincenza Saracino, che era stata uccisa a coltellate a Preganziol, ricorderete. Sospettato è fuggito in Venezuela. Il principale indiziato si trova all'estero, poche ore dopo il delitto era già in volo, è stato ripreso dalle telecamere mentre pedalava accanto alla vittima, quindi è stato identificato ma è fuggito, ha avuto il tempo di riparare all'estero. È tutto per questa edizione di Focus TG, grazie a Renato che poi Andrea Basso i nostri registi, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, buona giornata.